Grazie ingegnere, buonasera a tutti. Il contratto di foce del Delta del Po. Il contratto di foce è stato proposto dal Consorzio di Bonifica Delta del Po per quello che è l'ambito territoriale di propria competenza. Non va avanti, eccolo qua. Ambito territoriale di propria competenza che, come vedete, è esattamente alle foci dei principali fiumi della costa, il Brenta, l'Adige, il Po di Levante e i vari rami del fiume Po ed il mare Adriatico. A quest'idea ci stiamo lavorando da un po' di tempo, da quasi 2 anni. E per quanto riguarda come ci siamo strutturati oggi. Siamo arrivati al punto di avere una cabina di regia composta da tutti gli enti che hanno sottoscritto il manifesto di intenti, che poi verrà meglio descritto dall'architetto Mosca, e da una segreteria tecnica per la quale è stato riconosciuto il Consorzio di Bonifica Delta del Po. E in questo modo stiamo cercando di dare un avvio concreto a quello che è l'iter processuale che potrà portare alla sottoscrizione di quello che è il contratto di foce. Contratto di foce che non è altro che una declinazione del modello dei contratti di fiume, che abbiamo cercato di ragionarla su quelle che sono le peculiarità locali del nostro territorio. Delta del Po non ha bisogno di essere descritto più di tanto, è un territorio che è ricco di opportunità ma al tempo stesso è molto fragile. Dall'altra parte è un territorio che da un punto di vista naturale è incredibilmente bello, però dobbiamo ricordarci che è tanto naturale quanto artificiale, se non c'è un'opera costante dell'uomo, un'attività costante dell'uomo per rendere vivo questo territorio, il territorio probabilmente non sparisce ma diventa qualcos'altro. Ma vediamo un attimo come abbiamo cercato di strutturare il nostro intervento. Abbiamo strutturato in 3 parti e lo faremo a 2 voci. La prima parte: perché il consorzio di bonifica. La seconda parte: dal contratto di fiume al contratto di foce, la declinazione del modello, cioè un po' la descrizione di tutto quello che abbiamo ragionato. E l'ultima parte: il contratto di foce come sistema locale, cioè coesione territoriale e operatività. Cosa vogliamo fare su questo territorio? Vediamo un attimo perché il Consorzio di Bonifica Delta del Po. È un territorio, come si diceva prima, è caratterizzato da una grande valenza ambientale, ma oltre a questa valenza ambientale ci sono molte fragilità su questo territorio. Le descriviamo brevemente: la soggiacenza del territorio rispetto al livello del fiume e del mare, la necessità di scolare tutto questo territorio non naturalmente ma artificialmente, l'eustatismo marino che ci interessa direttamente, una subsidenza che è iniziata molti anni fa ma che purtroppo è ancora in atto, c'è ancora una coda di quella subsidenza che non è ancora terminata, la risalita del cuneo salino, la necessità di vivificare le lagune, le zone umide e molte altre condizioni di fragilità, molte pressioni che derivano da interessi diversi sull'uso delle acque. Nel Delta del Po arriva l'acqua che parte dal Lambro, che parte dal Piemonte, che parte dalla Lombardia. Quando arriva di un certo tipo, quando non arriva proprio e ci risale l'acqua del mare. Ed una frammentazione di competenze su questo territorio. Una frammentazione di competenze che hanno riflessi su quella che è poi l'attività del Consorzio di Bonifica Delta del Po. Attività che sono descritte, l'abbiamo cercato di descriverle in questa dia, ma sono tutte competenze che derivano da quella che è la legge 12, la legge che in Veneto ha la nuova legge sui consorzi di bonifica. Ma veniamo un attimo al perché il consorzio di bonifica. Quando si parla di legge 12, andiamo a leggere la legge 12, andiamo a vedere l'articolo 16 della legge 12, la legge istitutiva dei consorzi di bonifica, che dice: i consorzi di bonifica svolgono la propria attività conformandosi al metodo del confronto e della concertazione.
con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte. I consorzi di bonifica assicurano altresì il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi nell'ambito sul territorio e di interessi diffuso, nonché con i gestori dei servizi pubblici, eccetera. Leggendo la legge, avendo analizzato che il nostro comprensorio ha una necessità di risolvere le proprie problematiche attraverso una concertazione di queste cose, è stato abbastanza immediato dire i consorzi di bonifica si devono proporre per attivare i contratti di foce. Consorzi di bonifica che sono sul territorio, i consorzi di bonifica sono da sempre sul territorio, risolvono le problematiche non imponendo dall'alto ma tutti i giorni concordando con i nostri consorziati, siano agricoltori, siano pescatori, siano urbani, tutte le attività che noi cerchiamo di concertare. Il consorzio, quindi i consorzi di bonifica, questa cosa l'hanno sempre fatta, questa concertazione. Magari non sapevamo che il nome preciso era contratto di fiume o contratto di foce, quello che era, ma comunque era un'attività che abbiamo scoperto che già stavamo facendo. La differenza è un passaggio corto ma è importantissimo. La differenza è, invece di farlo così random, era un approccio integrato e strutturato di questa cosa, cioè invece di farlo a spot abbiamo pensato, se strutturiamo un contratto di foce, nella logica del contratto di foce, l'ascolto del territorio, il recepimento delle problematiche e quindi la conseguente risoluzione dei problemi, è evidente che siamo passati attraverso il contratto di foce che è stato descritto benissimo stamattina dai relatori che si sono alternati su questo tavolo. Quindi ecco perché un consorzio di bonifica ha approcciato come miccia, come innesco il contratto di foce. All'inizio magari qualcuno aveva qualche dubbio che un consorzio di bonifica potesse essere quell'ente che poteva coordinare. Abbiamo continuato a ragionare sulle nostre idee e abbiamo visto che comunque abbiamo avuto un ascolto del territorio, il territorio ci ha creduto, i nostri stakeholder, tutta la gente che ci conosce perché siamo sul territorio ci ha sostenuto. Vediamo un attimo ora il contratto, qual è la scala territoriale. Prima si parlava di scala territoriale del contratto di fiume e del contratto di foce. Molte volte i contratti di fiume, come si diceva prima, si concentrano o su un unico corso d'acqua oppure interessano bacini idrografici. Nel nostro territorio è composto da 5 unità territoriali, da isole, che alla fine funzionano come vere e proprie isole idraulicamente indipendenti sotto tutti i punti di vista. Quindi funzionano come piccoli bacini idrografici. Quindi l'approccio, abbiamo pensato che la scala di lavoro ottimale fosse l'ambito territoriale del consorzio di bonifica e che presentava unità territoriali che hanno omogeneità di funzionamento. Poi abbiamo scoperto che, con piacere, che questa idea che ci era venuta è stata la prima di questo tipo e con piacere vediamo che poi ha dato dei risultati di ripetizione. Poi l'architetto Mosca parlerà delle 3 acque, perché quello che abbiamo fatto è un contratto di contratti che ragiona su 3 acque. Perché sulle 3 acque? Perché il consorzio ha competenze diverse, ha competenze sulle acque interne, non i fiumi principali, ma su tutta la rete di scolo, e irrigua, ha competenza per legge regionale, per delega regionale sulle acque di transizione, le valli e le lagune, e poi siamo stati incaricati sempre dalla Regione del Veneto ad operare con la legge regionale 15 per quanto riguarda la tutela biologica delle aree marine. Ecco, questo rapido excursus, questa breve introduzione per inquadrare un attimo il territorio e il perché i consorzi, secondo noi, hanno la possibilità e la capacità di essere il propulsore, la miccia di quello che è un contratto di fiume. Lascio la parola all'architetto Mosca che descriverà meglio il progetto.
Sì, in sintesi comunque, visti i tempi. Allora, come ha già premesso l'ingegnere Mantovani, il contratto di foce non è altro che la declinazione del modello che si può considerare tradizionale dei contratti di fiume, così come è stato descritto stamattina, declinazione motivata appunto dalle peculiarità locali, intese sia da un punto di vista delle criticità idrografiche, ma anche da un punto di vista ambientale, fisico in generale e socio-economico ovviamente. Il contratto di foce inoltre si ispira per ritrovare la sua scatola, il suo inquadramento al contratto di contratti che ha descritto stamattina l'architetto Bastiani, e ogni contratto nel nostro caso, questa è un'esperienza che è stata argomentata in maniera probabilmente più incisiva in Canada, e noi ci siamo riferiti a quell'esperienza e l'abbiamo, come dire, caratterizzata ogni contratto appunto sulle 3 tipologie d'acqua. Saranno poi questi singoli contratti ricondotti a una regia, una macro regia di accordo volontario ascrivibile alla programmazione negoziata, che consentirà la gestione integrata delle risorse idriche, di tutte le risorse idriche presenti. Stamattina il dottor Crestani parlava dei caratteri del territorio veneto e ha citato la fragilità e la criticità della fascia delle risorgive. Esiste un'altra fascia che è particolarmente fragile e molto esposta al rischio idrogeologico, che è la fascia costiera. È anche una fascia però che ha una grande valenza ambientale, sono tutte aree SIC e ZPS, sono siti quindi Rete Natura 2000, sono zone umide, sono zone di notevole ricchezza, ma anche fragilità, di forte naturalità ma anche artificio, che se non fosse per l'intervento umano non sarebbero né sane né vivibili e non produttive ovviamente. L'area di progetto si inquadra appunto nell'ambito della corona costiera, come vedete le famose 3 acque, quindi i tratti terminali dei fiumi che arrivano a mare, il mare e tutto il sistema delle valli e delle lagune che va ad arricchire questo nostro affaccio al mare, che è proprio tipico appunto dell'Alto Adriatico. La fragilità della corona è quella rappresentata nello schema in alto, è purtroppo nota, ha una profondità che va dai 15 ai 20 km, intercetta tutti i tratti terminali dei fiumi ed è caratterizzata purtroppo da questo essere soggiacente a livello del medio mare. Questa soggiacenza è dovuta a dinamiche naturali, ma anche e soprattutto in alcuni casi come nell'Alta del Po alle dinamiche antropiche che ha citato in premessa l'ingegnere. È una fragilità e un forte conflitto di questi territori all'interfaccia tra appunto la terra e l'acqua, che è ricchezza, come dicevo prima, ma è anche appunto problematica, criticità idrografica dal punto di vista della qualità delle acque, della quantità e da un punto di vista idraulico in generale. È il luogo dove l'uomo è dovuto intervenire in maniera più consistente e continua a dover intervenire appunto per viverci. La conflittualità è maggiore se si pensa agli effetti del cambiamento climatico che in questa corona fragile aumentano sicuramente, ed è anche una conflittualità dovuta agli usi, lo citava prima Mantovani, perché soprattutto agricoltura, pesca, turismo e diportismo sono le maggiori pressioni esercitate su quell'arco costiero. La fragilità aumenta anche se pensiamo alle competenze che ci sono e come vedete la nostra area studio è proprio il rubinetto che apre sul mare un sistema complessissimo di governo delle acque, che poi diventa complessità anche a livello di pianificazione, di settore di questo governo. Abbiamo l'intero distretto idrografico del Padano, quindi del Po, e altri 3 sottobacini che corrispondono all'altro distretto idrografico delle Alpi orientali.
Questa è la frammentazione di competenze di cui parlava l'ingegner Clerici stamattina, ed è quella che di fatto purtroppo poi a livello locale, ma non solo, rende difficile l'attuazione delle politiche e la realizzazione degli interventi. Non ripeto ancora i caratteri principali, le dinamiche e gli usi di questo territorio, dico solo che c'è un forte, su questa slide, c'è un forte degrado delle risorse idriche, degli ecosistemi connessi per tutte e tre le tipologie d'acqua, e c'è un rischio forte di semplificazione fisica e biologica e anche del paesaggio costiero. A noi piace pensare di riportare il progetto ad una sezione che è il transetto tipo che va dall'entroterra al mare e che intercetta tutte le quote di terra ed acqua appunto dell'entroterra, le acque interne, poi le acque di transizione e le marino-costiere. Qui c'è una mappa in cui sono distinte i tre sistemi, il funzionamento dei tre sistemi, tre mappe, con un approfondimento su quelli che sono attualmente gli usi prevalenti e di conseguenza, se non c'è una compatibilità tra gli usi e la risorsa, anche le maggiori pressioni. Questo è uno schema di sintesi del nostro progetto. Come vedete nella parte alta ci sono i tre elementi chiave che sono stati richiamati anche non a caso, insomma, perché sono la nostra scuola di riferimento dall'ingegnere Clerici stamattina, quindi il territorio con tutti i suoi caratteri e tutte le sue molteplicità ambientali, fisiche e socio-economiche, la comunità istituzionale e non, e poi l'insieme, il pacchetto delle politiche di riferimento di matrice comunitaria, quindi delle direttive, e poi a cascata dei programmi e dei piani dal nazionale, regionale fino al locale. Nella parte centrale ci sono alcuni obiettivi, macro obiettivi del contratto di Foce, che insomma non sto a ripetere perché comunque si inquadrano nell'ambito degli obiettivi generali di un contratto di fiume. Abbiamo per il momento già definito parte della struttura organizzativa, come diceva l'ingegnere, e poi ipotizzato un iter di processo strutturato su 4 fasi e una fase 0 di partenza, che è quella che per noi è stata, come dire, l'elemento propulsore, che ha fatto in modo, questa fase 0 è nata un po' in ambito accademico perché è un progetto di dottorato di ricerca che sto per concludere, che ha visto la partecipazione fin dall'inizio e la costruzione dei contenuti proprio con il consorzio di bonifica. Allora, questa fase 0 è stata di fondamentale importanza perché ci ha consentito di fare rete su questo tema non facile, nuovo per il nostro territorio, per gli attori che vivono e usano le nostre acque. Questa rete ci ha consentito di arrivare alla costituzione di un gruppo promotore e alla sottoscrizione di un manifesto di intenti, diverso dal protocollo d'intesa per noi, perché ragionato sulla volontà di dare lo start-up come istituzioni e associazioni a un processo che adesso vivrà le fasi, come dire, attuative e quindi le successive fasi previste dall'iter. Ci siamo riferiti alle esperienze note della Lombardia e del Piemonte per individuare un po' appunto queste fasi principali. Mi soffermo solo sulla questione dell'inquadramento nelle politiche, perché ovviamente per quanto riguarda le direttive comunitarie, la direttiva quadro e la direttiva alluvioni, ma anche nel nostro caso potete ben immaginare la direttiva quadro strategia per l'ambiente marino, che è una direttiva del 2008 e che ha, come dire, la stessa struttura delle altre direttive in materia di acque. Quindi noi opereremo con queste e non solo, ma con tutte quelle altre raccomandazioni, comunicazioni europee che prevedono la gestione integrata delle zone costiere, dalla raccomandazione del 2002 fino al protocollo di attuazione della gestione integrata, che è stato sottoscritto anche dall'Italia e con il quale abbiamo intenzione di interfacciarci. Di conseguenza, per quanto riguarda i programmi operativi e strategici e finanziari, diciamo, ci interfacceremo non solo con i programmi che gestiscono i fondi tradizionalmente considerati, che abbiamo sentito anche stamattina nell'inquadramento generale, che sono
il POR per quanto riguarda il FESR e il PSR per quanto riguarda il FESR, ma ci interfacceremo anche con quel programma operativo nazionale che gestisce il Fondo Europeo per la Pesca e il futuro FEAMP. Quindi veramente una sezione allargata di politiche e di tentativo di fare sinergia. E soprattutto tentativo di farla fare al territorio questa sinergia. Tra gli obiettivi, quello sul quale stiamo lavorando in questo momento in particolare è l'integrazione fra le politiche di settore, le politiche dell'agricoltura, della pesca, del turismo, dell'energia e dei trasporti nel nostro caso, e soprattutto l'obiettivo di coordinarci con gli strumenti di pianificazione e programmazione, perché ovviamente è il momento strategico questo, cioè i programmi operativi dei prossimi 7 anni sono in corso di costruzione e non solo, ma nel nostro caso abbiamo anche una programmazione di sviluppo locale che è di tutto rispetto, che ovviamente arriverà nel Delta tra un paio d'anni perché è a cascata dopo la programmazione regionale e che è gestita dai GAL e dal GAC, il Gruppo d'Azione Costiera, oltre che dalle IPA, intese programmatiche d'area nel nostro caso. Ecco, allora, per quanto riguarda questa fase delicatissima, noi ci stiamo avvicinando in punta di piedi perché il contratto di foci, i contratti di fiume non sono degli organismi riconosciuti tali da poter partecipare ai tavoli di paternariato, per cui pur avendo un'estrema volontà di confrontarci per capire come inquadrarci nell'ambito delle linee strategiche del POR più che non delle priorità del PSR, non riusciamo a trovare come dire, la possibilità di misurarci. Di conseguenza ci siamo fatti aiutare, per esempio nel caso del PSR, dall'Unione Veneta Bonifiche con delle osservazioni, e l'intenzione è quella di avere una fattibilità alla fine, una fattibilità non solo ambientale per le azioni del programma del contratto di foce, ma una fattibilità anche economico-finanziaria, perché per noi il risultato vero e proprio sarà alla fine dato dal fatto che agricoltori e pescatori pubblico e privato potranno, utilizzando le azioni del programma d'azione, fare gli interventi concreti, progetti locali. Questo è un momento importante, che è stata, come dire, la presentazione da parte del Consorzio di Bonifica alla Regione e alle principali istituzioni e associazioni che hanno competenza sul territorio in materia di acque, dell'intenzione di partire con un progetto di questo tipo, di un processo di questo tipo. Si è in quell'occasione costituito questo gruppo promotore e poi la sottoscrizione del manifesto di intenti, che è, come dire, una dichiarazione di volontà di iniziare un percorso appunto finalizzato alla sottoscrizione del contratto di foce, a partire dalle criticità che abbiamo un po' riassunto velocemente prima e della necessità di cambiare approccio. A seguito della sottoscrizione del manifesto c'è stato poi un incontro sul territorio verso uno start-up con il territorio vero e proprio, dove è stata definita una parte della cabina di regia e una parte, scusate, della struttura organizzativa, cabina di regia e segreteria tecnica. La segreteria tecnica è stata, per volontà di quel gruppo, incaricata al Consorzio di Bonifica, che ha assunto la responsabilità del processo a livello locale. Ecco, questa assunzione di responsabilità per noi che veniamo da un territorio che ha delle caratteristiche come dire culturali particolari ci fa stare un po' più sereni nell'esito finale, speranzosi nell'esito finale del processo. I nostri risultati, quelli che possiamo considerare risultati, sono delle grandi condivisioni, dei riconoscimenti che sono avvenuti per questa fase del progetto. Il primo riconoscimento ci è arrivato da UNESCO, Venice Office, che in occasione della partecipazione ad una call internazionale ha come dire, inviato una lettera di sostegno, di supporto alla DG di Bruxelles, Ambiente di Bruxelles, individuando proprio nella progettualità riferita al contratto di foce un forte carattere dimostrativo perché come dire, interpretativo dei criteri fondamentali che orientano allo sviluppo sostenibile un territorio a partire dalla risorsa idrica, oltre appunto all'approccio partecipativo che il progetto ha in sé.
L'ufficio di UNESCO continua ad affiancarci in tutte le attività. Nel Delta del Po è partita la candidatura il mese scorso a riconoscimento di riserva di biosfera nell'ambito del programma MAB, e nella fase preliminare alla candidatura ci siamo confrontati e contratto di foce e riserva di biosfera hanno, come dire, calibrato delle sinergie per essere funzionali gli uni agli altri a livello proprio con obiettivo il corretto sviluppo del territorio. Il contratto di foce è stato presentato lo scorso anno al tavolo nazionale dei contratti di fiume ed ha avuto, come dire, un esito positivo proprio per l'approccio e il coraggio dimostrato, la novità del ragionamento sulle tre acque e questo è stato un momento di condivisione importante, anche perché poi abbiamo scoperto di essere la prima esperienza alla foce su scala nazionale e il primo consorzio di bonifica che su scala nazionale si è reso promotore e poi ha assunto la responsabilità di un processo di questo tipo. Un altro riconoscimento è stato comunque citato stamattina dal dottor Puma, è arrivato dall'autorità di bacino del Po, che ci ha come dire, individuati come buona pratica con una lettera appunto di sostegno, progetto pilota in un certo senso questa considerazione del progetto pilota è stata espressa anche in sede di osservazioni per le priorità del PSR dall'autorità di bacino stessa. Di processi avviati nel distretto idrografico ce ne sono ben 17, noi siamo, come dire, alla foce di un sistema che ha anche una sorgente strutturata organizzata con contratto di fiume, che è l'Alto Po. Ci siamo incontrati in un primo tavolo di coordinamento a Parma e lì è nata l'idea anche a livello distrettuale di avere una sorta di confronto, soprattutto per cercare di perseguire obiettivi di qualità su questi processi, oltre che di coordinamento nei contenuti. Lo stesso sostegno è arrivato anche dall'autorità di bacino dell'Adige e dell'Alto Adriatico, che ha riconosciuto proprio nel contratto di foce uno strumento attuativo per la pianificazione di bacino negoziata. Ancora il Presidente Zaia ha comunicato alla segreteria tecnica del contratto di foce il patrocinio per l'organizzazione del prossimo tavolo di cui si parlava stamattina, l'edizione 2014. Siamo riusciti ad essere legittimati nell'ambito del piano ambientale del parco. Nel Delta del Po c'è un parco regionale, il Parco Delta del Po, e a dicembre dello scorso anno è stato adottato il piano ambientale. In sede di osservazioni sono state recepite le osservazioni che hanno riconosciuto l'opportunità di inserire il contratto di foce. Penso di potermi fermare. Velocemente andiamo verso la conclusione, un altro minuto. Tanto per concludere, qualche tempo fa un amico parlando ci disse: fare un contratto di fiume tanto per fare un contratto può essere l'obiettivo di chi campa di contratti di fiume, ma non lo può essere per i portatori di interesse e nemmeno per le pubbliche amministrazioni. Tanto per inquadrare di cosa stiamo parlando. Molte volte, come si è detto stamattina, i contratti di fiume producono dei volumi più o meno costosi che poi, se non si riesce a portarli a termine, restano belli impolverati dentro un cassetto. È una cosa che noi assolutamente non vogliamo fare. Nel contratto di foce noi siamo stati molto attenti a quelli che sono i contenuti in maniera quasi maniacale, ma dovremo prestare e stiamo prestando altrettanta attenzione a quelli che sono e che dovranno essere i risultati. Quali sono i risultati che ci attendiamo? Intanto, i risultati di carattere generale, la creazione di un sistema locale. Si diceva stamattina, dobbiamo fare in modo che la partecipazione crei una rete, il concetto del lavorare insieme. Se riusciamo a raggiungere questo obiettivo, è già uno dei risultati del contratto di fiume, Ci sono due risultati. Uno, che è stato descritto stamattina, quello più hard, più duro, che è quello di portare fondi sul territorio per la realizzazione degli interventi previsti nei piani, nei programmi di attuazione. Però l'altro è la creazione
della rete del lavorare insieme. Con le poche risorse che abbiamo, come diceva Bastiani stamattina, dobbiamo riuscire ad ottimizzare tutto quello che è una responsabilità sociale ed una cultura dell'acqua. Ho ripetuto cose che sono state dette stamattina, ma comunque le avevamo già scritte. L'avventura che abbiamo intrapreso comporta comunque alcune sfide che siamo perfettamente coscienti che ci sono. La prima sfida è riuscire a coinvolgere tutti i portatori di interesse. Stiamo sempre molto attenti. Se ci dimentichiamo dell'associazione di pesca di quel canale, probabilmente potremmo avere dei problemi nella realizzazione del coordinamento del contratto di foce. Un'altra cosa è mantenere costante l'interesse dei portatori di interesse. Non bisogna stancarsi di coinvolgerli e di discutere assieme a loro, fornendo loro la possibilità di dirci quali sono i problemi e noi di interfacciarci con loro per concordare quali sono e quali possono essere i risultati. Poi l'altro problema è ottenere dei risultati veri, tangibili, misurabili e quantificabili, perché altrimenti anche quello che noi ci siamo posti e proposti, che deve essere una cosa seria e concreta, diventa una bolla di sapone. Due cose che stamattina durante la discussione mi hanno un attimo colpito. Per quanto riguarda gli obiettivi, stamattina è stato detto che c'è il recupero ecologico del fiume. Nel territorio del delta del Po, fare un recupero ecologico del delta del Po, quando quello che mi scende dal Lambro, mi sembra un po' difficile. Quindi vediamo un attimo negli obiettivi che sono stati descritti dall'architetto Mosca di concentrarci per soluzione di problematiche a livello locale, ma comunque inserite in un concetto molto più ampio che è a livello di autorità di bacino per il Po, anche se so che non si chiama così, e autorità di bacino alto Adriatico, anche se so che non si chiama così. Quindi i prossimi appuntamenti sono quindi per il tavolo nazionale dei contratti di fiume, e per quanto riguarda il contratto di foce, in gennaio daremo l'avvio, lo start-up sul territorio con l'incontro dei portatori di interesse, e cominciamo l'avventura, ma dopo averla studiata e ragionata, altrimenti il rischio poteva essere di non avere fatto delle buone fondamenta della cosa, riteniamo noi di averle fatte, e vanificare tutto il lavoro fatto. Grazie.